Domenica 4 settembre si gioca la seconda giornata del sesto girone della Coppa Veneto. Al campo di via Tiro Segno di Isola Scala si incontra la Scaligera contro il Bovolone. No, bravo, sono riuscito a prenderli. Comincia la partita al calcio d'inizio del Bovolone. Nella prima parte del primo tempo le squadre si sono combattute in centrocampo, hanno fatto anche delle escursioni verso le porte avversarie senza troppa convinzione. Vediamo questo intervento della Scaligera. Partendo da punizione si arriva al tiro, il portiere para. È l'unica azione che merita di essere evidenziata, si arriva al good in break. Alla ripresa è il Bovolone che ci prova, ma le sue azioni non preoccupano la difesa e neanche il portiere. È invece la Scaligera che si rende pericolosa dopo una serie di passaggi. Un cross verso il centro viene ribattuto dalla difesa. Un attaccante arriva al tiro, ma il portiere para. Che parata che fa. È solo un assaggio di quello che succede poco dopo. La Scaligera riparte, lungo cross in avanti, ribattuta della difesa e nuovo passaggio in avanti, cross verso il centro e un attaccante la mette dentro. Ciao Cari! Viene Saggiora in panchina e gioca con due. Non c'è più tempo, appena il tempo di battere la ripartenza l'arbitro manda tutti a riposare. Il secondo tempo comincia con la Scaligera all'attacco, qualche passaggio veloce e poi arriva il tiro verso la porta, un attaccante viene anticipato dal difensore. Poco dopo però su questa azione viene concesso un fallo a favore del Bovolone. Battuta veloce, un paio di passaggi precisi, una disattenzione della difesa e il Bovolone pareggia. Vacca boia. È stato. La Scaligera tenta subito di reagire, ci prova da calcio d'angolo, purtroppo il colpo di testa finale è alto sulla traversa. Ci prova da calcio d'angolo anche il Bovolone, è uno schema diverso, il tiro viene ribattuto da un difensore ma prima che la palla tocca a terra l'arbitro fischia. Ne ha fatto di gol Marconda che la posizione lì. Poco dopo, partendo da rimessa laterale, la Scaligera arriva al tiro, il tiro sfiora la traversa ma la palla finisce a fondo campo. Vediamo adesso questa azione del Bovolone in cui il tiro del difensore viene ribattuto due volte da due attaccanti, l'azione è contestata per un probabile fallo di mano, un attaccante si libera, scarta il portiere e spedisce la palla contro il palo. Nessuna delle due squadre vuole pareggiare e la partita comincia a infiammarsi. Ci prova la Scaligera su punizione, il portiere para. Poco dopo ci riprova anche su azione, ma il tiro finale è alto sulla traversa. E invece il Bovolone che con questo lungo lancio e una ribattuta, dopo un retropassaggio inopportuno, la palla viene conquistata dagli attaccanti del Bovolone, la difesa non li frena e il Bovolone raddoppia. È girato.
Per tutto il secondo tempo c'è stata una buona pressione della Scaligera per tentare di arrivare al pareggio, purtroppo non c'è riuscita e la partita si chiude con il vantaggio del Bologna per 2-1.